Buon pomeriggio a tutti e a tutte, bentrovati. Questo è il quinto appuntamento con i Digitalk, ciclo di webinar dedicati ai fari manifatturieri del Friuli Venezia Giulia. I Digitalk sono incontri alla scoperta delle aziende del Friuli Venezia Giulia che si sono distinte per aver introdotto con particolare successo processi di digitalizzazione. Ogni appuntamento è dedicato a un'azienda diversa e tutti gli appuntamenti vanno in onda il giovedì dalle 17 alle 17:45. Sono tutte aziende, queste 11, che si sono distinte per i processi di digitalizzazione perché hanno partecipato a questo percorso che si chiama Fari Manifatturieri del Friuli Venezia Giulia, dove hanno partecipato 89 realtà del territorio. Io mi presento, sono Francesca Iannelli, mi occupo di comunicazione ufficio stampa per Area Science Park, ente nazionale di ricerca e innovazione, nonché partner di P4FVG. Entriamo subito nel vivo dell'appuntamento di oggi, che è dedicato a Electrolux e in particolare allo stabilimento di Porcia, un'unità produttiva dedicata alla realizzazione di prodotti Fabric Care. Nel corso dell'incontro di oggi, oltre a conoscere meglio l'azienda, parleremo di una piattaforma digitale dedicata a processi produttivi e gestione delle risorse umane. Parleremo quindi di questa applicazione che programma in modo intelligente i fabbisogni di manodopera. Come ci sono Marcello Casadei, plant manager dello stabilimento di Electrolux di Porcia. Buon pomeriggio Marcello. Grazie. Oscar Delle Vedove, assembly area manager stabilimento Electrolux di Porcia. Buon pomeriggio Oscar. Buon pomeriggio. Grazie. E c'è con noi una persona, un nostro esperto dei progetti di innovazione, dei processi di innovazione di P4FVG, che è Renzo Savoia, che è già stato con noi in un'altra occasione. Buon pomeriggio Renzo. Buon pomeriggio a tutti, grazie Francesca. Electrolux è probabilmente una realtà che moltissimi di voi conoscono, perché è una realtà che esiste da oltre un secolo, dal 1919. Vende in 60 milioni di prodotti all'anno e in 120 mercati. Ha 5 stabilimenti in Italia, uno di questi è uno stabilimento di Porcia, che è un po' un faro, lo scopriremo, non soltanto un faro del fari manifatturiero del Friuli Venezia Giulia, ma anche un faro per gli altri stabilimenti di Electrolux distribuiti nel mondo. E adesso guarderemo insieme un video che ci presenta un po' la storia di Electrolux e ci fa fare un piccolo viaggio all'interno dello stabilimento Electrolux di Porcia. Electrolux, un'azienda leader globale nel settore degli elettrodomestici, impegnata a contribuire a uno stile di vita migliore, sempre all'avanguardia nella sostenibilità attraverso attività e soluzioni. 60 milioni di prodotti venduti ogni anno, 49.000 dipendenti nel mondo, presente in 120 mercati. Electrolux, un mondo di prodotti e fabbriche. Un viaggio ad alta velocità per portarvi a conoscere la fabbrica di Porcia. La storia di questo stabilimento parte da molto lontano. Sono passati oltre 100 anni da quando Antonio Zanussi fondò la sua prima officina nel cuore di Pordenone, fino ad espandersi e diventare una delle fabbriche di elettrodomestici più grandi d'Italia. Nei primi anni '80 Electrolux, acquisendo il gruppo Zanussi, continua questo percorso di innovazione, migliorando e investendo in questo sito, che con i suoi 670.000 metri quadri e 1.600 persone che vi lavorano, concentra in un solo polo la progettazione globale della lavatrice, dell'asciugabiancheria e della lavastoviglie, il Global Connectivity and Technology Center, l'Innovation Factory e il magazzino ricambi per l'Europa. Lo stabilimento di Porcia è un diamante a più facce, che rappresentano le virtù tecniche ed organizzative di una delle fabbriche più automatizzate per la produzione di lavabiancheria e lavasciuga. Il processo di fabbricazione, con un elevato livello di verticalizzazione, racchiude al suo interno le lavorazioni di stampaggio dei componenti fondamentali delle apparecchiature, per fornire le principali parti strutturali e funzionali alle linee di assemblaggio. Una rapida sequenza di tecnologie applicate alle lavorazioni per produrre mobili verniciati, cesti in acciaio inossidabile e vasche stampate tramite processi di iniezione. La fabbrica di Porcia produce annualmente 850.000 lavabiancheria e lavaasciuga in 900 modelli diversi.
Nel processo produttivo sono impiegate quasi 800 persone che con il loro lavoro ed il supporto di decine di impianti automatici e robot alimentano i mercati di tutto il mondo. Da questi processi, in perfetta simbiosi tra persone e macchine, nascono le eccellenze dei prodotti Electrolux. Prodotti connessi al mondo digitale, con alte performance per consumi, funzionalità e affidabilità, che risultano competitivi e ai vertici delle preferenze dei consumatori di tutto il mondo. Porcia brilla particolarmente per la tecnologia digitale applicata ai processi, utilizzata costantemente dall'organizzazione e dalle persone che lavorano direttamente per la pianificazione, il controllo e la gestione della produzione e delle risorse tecniche umane. Gli addetti alla gestione dei processi sono costantemente informati sullo stato di funzionamento degli impianti e immediatamente reattivi al verificarsi di un'anomalia. Questa è l'attuale realtà di Porcia, un sito e una fabbrica che continuano a guardare avanti verso l'innovazione, con importanti progetti in corso e di prossima realizzazione. Innovazione e pragmatismo, creati dalle persone e guidati dai risultati. Un diamante a più facce, ci racconta questo video, le cui caratteristiche principali sono l'efficienza delle risorse di produzione, la puntualità dei programmi produttivi, la qualità del prodotto e la flessibilità. Marcello Casadei, un'azienda che è sul mercato da oltre un secolo e che comunque fa dell'innovazione e della tecnologia delle leve su cui puntare, che è cambiata tantissimo nel tempo. Raccontaci come in realtà è cambiata e come ha fatto a restare al passo coi tempi Electrolux. Grazie Francesca, buon pomeriggio a tutti. Direi che lo stabilimento di Porcia negli ultimi 10-15 anni è cambiato moltissimo, un po' come tutti gli stabilimenti Electrolux in Italia. Diciamo che abbiamo intrapreso il primo passo, diciamo, del cambiamento è stato aver intrapreso un bel progetto che poi è un programma di cosiddetta lean manufacturing, quindi di produzione snella. Noi abbiamo lanciato questo programma interno che si chiama MS, che abbiamo chiamato MS, Electrolux Manufacturing System, e che ci ha aiutato moltissimo a migliorare i nostri processi produttivi, a rendere più snelli, ad analizzare i waste che appunto erano presenti nel processo. Abbiamo cambiato anche il nostro modo di fare produzione e questo, come dire, è stata la base di partenza per poter poi partire, e questo è stato fatto negli ultimi 3, 4, 5 anni, con anche questo robusto progetto, programma di digitalizzazione e automazione. L'automazione è venuta prima, abbiamo cominciato ad installare molte macchine automatiche, qui l'azienda produce, come dicevo, lavatrici, quindi con grande contenuto di manodopera ancora, che fino a pochi anni fa la produzione era ancora molto manuale. Poi appunto dicevo 7, 8, 10 anni, quindi dopo una prima parte di manufacturing, abbiamo cominciato a installare molte automazioni all'interno delle linee di montaggio, automazioni anche importanti, automazioni che non solo ci hanno dato produttività certamente, ma anche hanno migliorato le condizioni di lavoro delle persone. E poi da lì abbiamo visto che sia con l'MS prima, con le automazioni poi, un altro grande mondo da esplorare era appunto quello della digitalizzazione, dove avevamo in qualche maniera preparato un terreno con questi programmi precedenti, con questa situazione trasformata da questi 2 programmi precedenti, ha trovato in qualche maniera terreno fertile per poter avere successo. Ecco. Quindi direi che la digitalizzazione oggi parleremo di una app relativa all'utilizzo e alla buona gestione della manodopera, ma in realtà qui a Porcia abbiamo altre applicazioni e devo dire che il nostro, come dire, approccio a questo tipo di mondo è sempre partire dalle esigenze anche micro, che però insomma la digitalizzazione noi l'abbiamo sempre vista come rispondente a delle esigenze specifiche. Poi avremo modo di parlare di altro dopo.
Intanto grazie Marcello, ed effettivamente abbiamo già anticipato un po' il tema, che è il racconto di questa applicazione per la gestione dei Certo. fabbisogni del personale, ma vorrei un attimo andare da Renzo per chiedergli, lui che conosce Electrolux e lo stabilimento di Porcia da sempre, da tantissimi anni, vorrei capire quando ha avuto modo di fare l'assessment, quindi questo audit tecnologico, questa analisi tecnologica dell'azienda. Che cosa è che l'ha colpito in particolare, cosa ha visto e che cosa ha provato, diciamo così, di fronte a tutta questa innovazione tecnologica? Grazie Francesca, dici bene, uno conosce o crede di conoscere, perché in realtà non conosce mai abbastanza. È vero, hai ragione, io ho impiegato molti anni in Electrolux e sono sempre stato di base a Porcia e quindi credevo di conoscere molte cose, poi basta mettere l'occhio fuori e rientrarci dopo poco tempo, quando abbiamo esplorato i criteri dell'assessment dei fari manufatturieri. Poi alla fine chiesi ai miei ex colleghi: ma secondo voi qual è un'applicazione che secondo voi merita di essere promossa e conosciuta? E dice: vieni qua che ti facciamo vedere. Siamo andati in fabbrica, go to Gemba, dice il Lean Manufacturing, no? Vai a vedere e tocca con mano, e mi sono trovato di fronte un monitor di notevoli dimensioni, con personale operaio che aveva una familiarità nei touchscreen, nel gestire il proprio lavoro, che non mi immaginavo, per cui ho detto, beh, insomma, ne ho imparata un'altra, e quindi ho colmato un altro gap, e vale la pena di farlo conoscere, e nacque quello che oggi è il webinar di promozione di questa applicazione. Ed effettivamente questo grande schermo, che poi magari avremo anche modo di vedere in un altro video, è uno degli elementi di questa piattaforma digitale di cui parleremo oggi, perché presso lo stabilimento di Porcia è stata sperimentata, possiamo dire anche con successo, e ora attiva, una piattaforma per la gestione intelligente dei fabbisogni del personale. L'applicazione cosa fa? Porta a una programmazione ottimizzata e spesso anche automatica dell'assetto della manodopera in un orizzonte temporale di 3-4 giorni. Vorrei chiederti, Marcello, da che cosa è nata questa esigenza? Visto che prima parlavi di esigenze, quindi voi lavorate sempre sulle esigenze, e soprattutto raccontaci di cosa si tratta. E apri il microfono. Altrimenti non ti possiamo sentire. Grazie. Allora, beh sì, certo. Come dicevo, partiamo dall'esigenza. Come dicevo, l'azienda è un'azienda importante, ci lavorano quasi 800 persone su linee di montaggio che sì, sono parzialmente automatizzate, ma c'è ancora molto contenuto di manodopera manuale. Per cui le linee sono linee lunghe, abbastanza complesse, sono linee a cadenza fissa e quindi a manodopera variabile. Considerate che abbiamo un lotto minimo da 12 pezzi, le linee sono lunghe 150 metri, questo per dare un'idea, e hanno un equipaggio che va dalle 50 alle 70 persone. È chiaro che questo determina una certa complessità di gestione, perché durante la giornata si possono produrre anche 30 o 40 modelli differenti, e ognuno con un fabbisogno di manodopera dedicato, e noi non vogliamo lasciare manodopera che non serve sulla linea di montaggio quando c'è magari un prodotto che chiama meno manodopera magari del prodotto precedente. Quindi è chiaro che serviva uno strumento snello per gestire in tempo reale la manodopera sulle linee di montaggio, quindi la manodopera sorgente, la manodopera cessante, quindi l'esigenza sorgente e cessante. Non vi nascondo che fino a 3-4 anni fa questo veniva fatto semplicemente con una lavagna, con delle calamite, molto manuale ma anche molto efficace, però chiaramente con tutti i limiti di questo processo, come dire, analogico. È chiaro che questa applicazione, che adesso magari vedrete un breve video così riusciamo a essere molto più chiari, riesce a gestire la manodopera in maniera sostanzialmente real time, immediata, non ci fa perdere quelle efficienze che sono proprie legate magari al capolinea, al ritardo di gestione, eccetera. Qui invece è tutto molto veloce, riesce a darci tutta una serie di vantaggi legati principalmente anche al buon utilizzo delle persone. Per buon utilizzo delle persone dico anche, mi riferisco anche alla formazione che questa persona ha e alle skills che questa persona ha, e anche diciamo alle limitazioni, alle eventuali limitazioni di sicurezza, quindi distretti ocra, movimenti ripetitivi, che per noi sono un tema molto importante. Quindi questa era un'esigenza per noi molto importante che abbiamo trattato, studiato e l'abbiamo trasformata, diciamo,
in un'opportunità. Quindi questo è un po' il tema. Quindi non so se ho reso l'idea. Se posso aggiungere un paio di considerazioni, Marcello. Tu hai toccato vari aspetti che sono tutti interessanti, anche affascinanti, perché andremo a vedere, parliamo di tecnologie, parliamo di trasparenza, ma parliamo di manodopera. La manodopera poi è tanta, perché abbiamo visto anche nella clip video ci sono centinaia e centinaia di persone, la maggior parte delle quali, come poi vedremo, è coinvolta. E sentire così sembra facile, no? Ed è giusto anche farla facile, ma certamente avete anche affrontato difficoltà e criticità non da poco. Puoi tratteggiare quali sono le criticità e gli ostacoli più significativi che vi siete trovati di fronte e poi come li avete affrontati? Posso dire questo, che diciamo che almeno questo stabilimento, come anche altri stabilimenti elettronici in Italia, c'è comunque sempre stata una buona cultura dell'efficienza della manodopera, perché eravamo sempre molto consapevoli, e questo va detto, che un nostro must doveva essere gestire bene la manodopera, che era uno dei nostri maggiori costi, ed era anche una delle come dire, differenze distintive che dovevano in qualche maniera distinguerci come stabilimento dell'Ovest dagli stabilimenti dell'Est. Quindi la cultura del risultato, della manodopera e dell'efficienza della manodopera qua, diciamo, era abbastanza radicata. Questo è stato un passo notevole però, perché ha trasformato quello che poteva essere una gestione, no, classica, tradizionale, a una gestione molto più oggettiva, molto più ragionata. Questo ha comportato e ha come dire, forzato un cambiamento culturale in primis nello staff, che doveva confrontarsi con uno strumento oggettivo, quindi è stato anche un po' a volte fastidioso per alcuni togliersi da quelle che erano le classiche tradizionalità di gestione, la memoria, piuttosto che la conoscenza, piuttosto che tutta una serie di consuetudini che aveva radicato negli anni. E anche una paura da parte dei blue collar e quindi degli operai di mettere in pista un po' un grande fratello, no? Per cui io ti controllo a distanza, faccio tutta una serie di verifiche in real time sulla mia persona, sulla mia posizione. Nulla di tutto questo, quindi con la fatica, perché oggettivamente anche il fatto tecnico dell'app non era facile, metterla a punto, doveva lavorare bene, come dicevo, in real time, perché qui, come dico, cambiamo dei lotti una volta ogni mezz'ora o una volta ogni quarto d'ora, magari da una linea, per farmi un esempio, potrebbero scendere, noi in gergo diciamo così, scendere, ossia uscire da una linea di montaggio 10 persone e magari salirne 6 o 7, quindi con skills differenti, quindi questo diventava un tema da gestire. È chiaro che si riesce a gestire, la differenza la fa chi gestisce bene, chi gestisce in real time queste cose. Quindi ecco, principalmente un cambiamento culturale importante da parte sia dello staff, della catena di comando, che poi delle persone. Questo direi che è stata la primo scoglio ed è il più importante, così come poi in tanti altri progetti, principalmente di digitalizzazione, che abbiamo affrontato in questi anni. Ma direi che è un cambiamento culturale che vi ha comunque, insomma, agevolato e vi ha fatto vincere questo premio Fari Manifatturieri del Friuli Venezia Giulia. Vorrei per questo leggere un attimo la motivazione, che è proprio dedicata all'Human Resources 4.0, per aver introdotto la digitalizzazione nella gestione delle risorse umane, dalla programmazione ottimizzata e automatica dei fabbisogni di manodopera al continuo miglioramento delle skills del personale. Oscar, chiamerei te in causa in questo momento per poterci un po' raccontare meglio il livello operativo di questa piattaforma e soprattutto che tipo di informazioni si trovano e come i responsabili dei processi le visualizzano e li gestiscono. Allora, questa applicazione è nata diversi anni fa, all'incirca quasi 4 anni fa, con la fase di studio. Diciamo è nata, come diceva prima Marcello, da un'esigenza, perché un po' come tutti i progetti nascono dalle esigenze un po' del campo, e diciamo abbiamo trovato anche una startup, una piccola startup che al tempo aveva la sede all'interno di Talent Garden, quindi era molto piccola, che ha voluto venirci incontro per cercare di affrontare questa sfida insieme e costruire questa applicazione.
La parte vincente secondo me è proprio il fatto, come diceva prima Renzo, che gli utilizzatori sono i team leader della linea, sono gli operai, sono diciamo quelli che la utilizzano quotidianamente, che si trovano a loro agio con lo strumento e che permettono di portare quei risultati che ci hanno permesso di portare, soprattutto nel cambiamento culturale. Vedrei assieme a voi un piccolo video che ci racconta un po' come funziona nello specifico questa app e poi in realtà Oscar ha preparato una piccola demo, quindi vi potremo far vedere effettivamente come si gestisce questa piattaforma e soprattutto che tipo di dati e come si riesce a ottimizzare al meglio il fabbisogno della manodopera. Adesso però guardiamo assieme questo breve video in cui ci racconta un po' come funziona questa piattaforma. In one of our factories, Portia, we are creating a new ecosystem, an ecosystem app. Every day, twice a day, an area manager support and senior team leaders meet and plan for the day after. Assembly line by assembly line, workstation by workstation, matching the needs coming from the MRP with the availability of personnel. The app is able, in real time, to extract information from different databases and enable for the best choice to be made by workers and the organization. This means respecting skills and limits, optimizing the efficiency, and placing the right people in the right place. All decisions taken are recorded, traceable, and sent to team leaders on the shop floor. Once team leaders receive the scheduling from the coming day, they can start preparing their work in advance. And the following day, 5 minutes before starting, the app receives data from the time gate and sends it to the team leaders, allowing them to have an update on the current situation, checking to see if someone is absent. Team leaders have time to react and find a new solution for these last-minute, unexpected situations using the same app. The app defines an environment where team leaders can chat in real time, peer-to-peer, and to senior team leaders to increase, in this manner, the level of cooperation. The level is also a space where the minutes of the handover meetings are posted, shared, and contribute to growing experience of the organization. We're also working to extend the app to the big data environment using the staggering amount of processed data already available, and this is part of our work in progress strategy. Grazie, volevo ricordare per chi avesse delle domande di utilizzare la apposita sezione Question and Answer di Zoom, ma volevo tornare da Oscar e chiedergli come si gestisce questa grande mole di dati che in realtà riguardano tantissimi aspetti, quali sono le skill del personale, limitazioni, orari, come si riescono a gestire? Allora, avevo il piacere di condividere con voi questa demo. Abbiamo costruito questa demo nell'occasione di questo webinar, sostituendo un po' quelli che sono le informazioni sensibili dei nomi dei nostri dipendenti, giustamente per proteggerli. Quindi i nomi che andrete a vedere sono nomi tutti, diciamo, inventati. Allora, abbiamo una quantità infinita di dati, adesso ne mostrerò solo alcuni, poi chi avrà piacere di fare domande oppure anche avrà il piacere di venire a visitarci e chiederci informazioni, siamo ben lieti di accoglierli. Partendo dallo staff, quindi ogni singolo dipendente, io ne ho creato uno ad hoc per oggi, che si chiama Pari Manufatturieri, ha tutte le informazioni, diciamo, generali, quindi il nome e cognome, il turno lavorativo, la data di nascita e via dicendo, la pianificazione, quindi noi abbiamo già inserito la pianificazione con un sistema automatico di quali sono gli orari di lavoro che andrà a svolgere il dipendente. Le skill matrix per noi sono importantissime, quindi il dipendente in questo caso ha un livello di skill matrix variabile dipendentemente dal numero di postazione e diverse dalla linea, oltre che a un livello di skill matrix variabile, noi andiamo a conteggiare anche il numero di giorni che una persona riesce a lavorare su un posto di lavoro e anche l'ultima volta che ha lavorato in questa postazione di lavoro.
Le assenze, quindi se il dipendente ha richiesto delle ferie, dei permessi, perché questo sistema permette anche la gestione delle ferie dei permessi. La cronologia è una cosa molto molto importante, quindi teniamo traccia non delle performance, ma di tutti i luoghi di lavoro che il dipendente ha ricoperto da quando esiste il sistema. Anche le visite mediche, quindi noi gestiamo tutte le visite mediche all'interno del sistema, abbiamo delle visite periodiche, abbiamo degli aggiornamenti medici, abbiamo svariati tipi di visite mediche e all'interno delle visite mediche abbiamo la possibilità anche di vedere, in questo caso è l'ultima visita medica, se ci sono per il dipendente degli distretti articolari dove in questo caso sono i 2 polsi, dove per esempio il dipendente ha delle limitazioni fisiche per svariate ragioni che noi non conosciamo ma che il medico conosce. Skill Matrix, come ho detto, la Skill Matrix per noi è importantissima perché produciamo circa quasi 1000 modelli diversi e quindi abbiamo, come ha detto prima Marcello, delle linee molto lunghe con molti posti di lavoro, quindi abbiamo una doppia tipologia di visualizzazione. Quindi tutti i dipendenti, quali sono il livello di skills all'interno del flusso della linea. Quindi verde significa che è in grado di lavorare in autonomia, per esempio la T di trainer, quindi questa è una persona che in quel posto di lavoro può anche trainare, anche diciamo, insegnare a dei colleghi a imparare il posto di lavoro. Oppure abbiamo anche una visualizzazione diciamo più a lunga veduta, quindi all'interno della linea abbiamo questo grafico che immediatamente ci fa percepire dove abbiamo delle carenze a livello di skill matrix e dove invece abbiamo delle coperture buone per quanto riguarda il numero di dipendenti. Tutte queste informazioni sono all'interno del sistema. Noi riceviamo settimanalmente circa 3 giorni in avanti sempre il programma produttivo. Perché 3 giorni? Perché vogliamo avere un orizzonte molto stretto per essere molto reattivi nei confronti di quelle che sono le richieste di mercato. E quindi riceviamo il programma produttivo, in questo caso vedete tutte le colonne sono i lotti produttivi che produrremo per esempio domani mattina in linea 1. Quindi come vedete sono molti lotti e il lasso di tempo che trascorre tra un lotto e l'altro possono essere anche 11-12 minuti. E le posizioni richieste, quelle in grigio non sono richieste, come diceva Marcello, ci sono lotti con più contenuto di manodopera, modelli con meno contenuto di manodopera. Il sistema già, tenendo conto della disponibilità delle persone, delle presenze, ci dà dei warning, quindi ci dice che la persona in questo caso è assente. Io andando a selezionare la sostituzione della persona, come avete visto in pochissimi secondi, il sistema analizza una quantità enorme di dati, partendo dalla sicurezza. Uno dei nostri moti è safety first, quindi valuta il rischio del posto di lavoro in termini ergonomici. Il nostro rischio primario per l'attività lavorativa che abbiamo è dei movimenti ripetitivi, quindi valuta il rischio ergonomico, guarda le limitazioni di tutta la nostra manodopera e ci impedisce di collocare una persona, quindi tutela la salute del dipendente, ci impedisce di collocare la persona dove limitazioni e rischi vanno a cozzare. Una volta terminato questa prima scrematura, i dipendenti che per ragioni mediche possono ricoprire quel posto di lavoro lì, vengono ordinati per skills. Come vedete il nostro dipendente fari manufatturieri si trova al secondo posto. Perché? Perché in questo caso la signora Bassi Giuseppina è più esperta di lui e quindi ti propone come prima scelta la persona che ti può dare una garanzia maggiore in termini di qualità e di performance all'interno della linea. Noi abbiamo 2 scelte, il sistema ti permette di fare una compilazione automatica, quindi lanciare questo script e lui va a prepararti già un programma produttivo andando alla scelta, oppure ti può lasciare la scelta, diciamo l'ultima parola la dà sempre il team leader. Diciamo. Noi abbiamo optato più per la seconda, semplicemente per far sì che il sistema sia diciamo un suggeritore della miglior persona per il miglior posto, ma non sia l'esecutore materiale della collocazione della persona. Oscar, una piccola osservazione se puoi. Hai parlato di skills e le mappature delle skills. Le skills le abbiamo incontrate in molti luoghi perché c'è un'attenzione abbastanza diffusa
Volevo sottolineare, se mi aiuti anche a ribadire un concetto di questo genere, qui le skills sono a scadenza, cioè non sono permanenti. Sì. Se puoi dedicare un secondo a spiegare come è stato concepito il sistema per gestire la skill a scadenza. Sì. Allora, le nostre skills, noi amiamo chiamarle skills in 3D, in triplice dimensione, perché non vanno a vedere solo il nome dell'operatore rispetto alla postazione di lavoro, se è in grado di non lavorare, ma aggiungiamo una terza dimensione che sono i modelli processati all'interno del singolo posto di lavoro. Perché a parità di postazioni di lavoro ci potrebbero essere attività lavorative anche completamente diverse. Quindi uniamo una terza dimensione, uniamo una customizzazione per ogni singolo posto di lavoro, il numero di giorni che una persona, oppure a ore, dipende da quale settaggio si vuole creare, deve occupare quel posto di lavoro per far sì che scatti il livello della skills, e può essere diverso per ogni singolo posto di lavoro, perché ci possono essere difficoltà diverse per ogni postazione. E come diceva Renzo, noi abbiamo impostato un numero indicativo che si parla di 40 giorni lavorativi, quindi all'incirca 2 mesi, e se una persona non ricopre la postazione modello per un arco di tempo consecutivo di 40 giorni, il sistema ti manda un warning e ti avvisa che potresti perdere il livello della skills per quel singolo dipendente, perché si presume che una persona non possa rimanere skillata per tutta la vita, avendo raggiunto, diciamo, il livello magari molto tempo fa. Grazie, Oscar. Credo che adesso iniziano ad arrivare le prime domande che ci riserveremo, a cui risponderemo tra un po'. Intanto credo che un'applicazione di questo tipo abbia sicuramente un forte impatto anche su quelli che sono gli indicatori della performance. Quindi, insomma, credo che Marcello su questo, con l'aiuto di Renzo, possa intervenire. Sì, certamente. Anzi, ho preparato anche una slide o due, adesso vediamo, che provo a sharare, ma questo che volevo farvi vedere sono semplicemente delle... ecco qua un attimo. Ecco qua. Si vede? Sì. Ecco, dunque, ci tengo a dire che avrei potuto mettere un sacco di numeri, eccetera. In realtà, quello che mi preme sottolineare di questa applicazione è che, chiaramente c'è stato un aumento della produttività e dell'efficienza della manodopera diretta, semplicemente perché c'è una migliore gestione, dà la possibilità di essere molto più reattivi, molto più veloci. Devo dire che già il livello era buono, ma nonostante questo abbiamo ottenuto, almeno negli ultimi 3 anni, un 1,5% all'anno, che è molto, perché sembra poco, ma in realtà noi abbiamo piani produttivi che vengono sostenuti anche da automazioni piuttosto che da azioni tecniche importanti. Questo, se pensate, è semplicemente un cambio di gestione, una maggior reattività nella gestione della manodopera, quindi effettivamente il beneficio è stato importante. Poi anche qui, come dicevo, ha sradicato tutta una serie di modalità di gestione che erano magari tradizionali, ha reso oggettivo il rispetto delle limitazioni da parte sia della catena di comando che verso le persone, quindi li ha in qualche maniera resi più confidenti che l'azienda era molto attenta a quanto effettivamente Marcello, erano prescritti. Prego. Scusa se mi permetto, non so se tutti conoscono il sistema OCRA, forse 2 parole in più, Sì. È una codifica oggettiva di tutte le attività con impatto di ergonomia, magari Certo. 2 parole in più possono essere utili perché No, c'è un lavoro corretto. grosso lì. Sì, diciamo che la valutazione OCRA è una valutazione oggettiva sul lavoro con elevata ripetitività dei movimenti. Quindi sostanzialmente è un sistema che valuta il rischio sulle persone di una lavorazione che ha un'elevata ripetitività, quindi tiene conto del numero di azioni, della quantità di tempo a cui questa è esposta, del peso che movimenta durante la giornata. Ed è chiaro che poi ci sono persone che possono, per limitazioni fisiche, stare in delle posizioni, solo in certe posizioni di lavoro, che sono divise tra
rischio verde, rischio giallo, rischio arancio, rischio rosso e rischio viola, a seconda della, come dire, pesantezza della posizione stessa. È chiaro che un'informazione in più, se posso, scusa se ti certo, interrompo, questo è trasparente, cioè sì, è noto agli è individui e noto, al sindacato che è uno certo, sforzo non indifferente per una sì. gestione di questo Sì, tipo. sì, esatto, è trasparente ed è, come dire, misurabile. Quindi le persone, ci sono persone che hanno limitazioni per il quale, per esempio, possono lavorare solamente in posizioni massimo gialle oppure massimo arancio per un massimo di numero di 2 ore durante la giornata. Ecco, gestire queste cose in uno stabilimento come questo di 800 persone, in cui probabilmente 150-200 hanno limitazioni di vario genere, dalle più chiaramente leggere ma alle più pesanti, delle quali noi dobbiamo tener conto, chiaramente diventa un lavoro importante. Se posso Abbiamo... aggiungere, scusa se posso, no? Tu prima hai giustamente sottolineato safety first. E credo che questo sia un passaggio fondamentale perché è la bandiera della Toyota e del lean manufacturing. Loro sono entrati nella gestione della manodopera nel modo in cui sono stati capaci di fare proprio attraverso questo veicolo, e credo che Porcia da questo punto di vista sia un esempio di primo ordine, perché è questo il punto in cui si crea coinvolgenza, coinvolgimento e convergenza con il personale, che vuol dire manodopera e sindacato. Sì, sì, è proprio così. Cioè, in realtà, diciamo che almeno sono orgoglioso di dire che qui noi vediamo la sicurezza non come un costo, ma come un investimento, nel senso che un investimento sulle persone, un investimento su, anche paradossalmente, quello che tante volte non sembra, anche un investimento economico, perché poi una fabbrica più sicura, impianti più sicuri sono certamente impianti più efficienti e impianti che producono meglio, con meno fermate, perché diciamo le varie, come dire, cause di malfunzionamento sono state studiate, sono state magari risolte alla radice. Vuol Quindi dire ecco, la questo partecipazione del personale. esatto, quindi i comportamenti delle persone sono fondamentali. Sappiamo che la maggior parte degli infortuni è legata ai comportamenti delle persone, ma tendenzialmente anche a una buona organizzazione di questi comportamenti. Se tu non dai regole chiare, è chiaro che poi le persone si prendono la libertà di fare un po' come vogliono, e in un'azienda come la nostra, in una fabbrica come la nostra, dove ci sono tanti impianti e tante persone, chiaramente questa complessità può determinare problemi a fine giornata. Poi dicevo, andando avanti, come dicevo, la skill matrix anche è importantissima, fai fatica a tracciare, qui abbiamo tutte lavorazioni abbastanza semplici sulla linea di montaggio, ma neanche semplicissime, quindi ci deve essere, come dire, anche qui per il buona riuscita del prodotto e della qualità, ci deve essere una traccia di questo. L'altra cosa importante è che abbiamo avuto problemi in passato, ma è già 3 anni che non riceviamo più denunce di malattie professionali, abbiamo un tracking della storia lavorativa. Sapete che quando c'è una denuncia di malattia professionale, cosa che in aziende grandi come la nostra, con lavoro a movimento ripetitivo, può succedere dopo anni e anni di lavoro, devi ricostruire la storia lavorativa per da un lato difenderti, oppure per provare che non è esattamente correlato al lavoro. Ecco, questo immediatamente ti dà una storia lavorativa delle persone. E immediatamente riesci con un click a trovare le persone dove hanno lavorato negli ultimi 3 anni esattamente per numero di ore e per posizione di lavoro, che incrociata con il rischio della posizione è chiaro che determina esattamente il livello di esposizione che ha avuto questa persona. Questi erano benefici attesi che abbiamo raggiunto progettando l'applicazione. Tanti benefici inattesi. Abbiamo migliorato e incrementato moltissimo la credibilità verso gli enti pubblici, che sono fondamentali. L'INAIL, l'ASL, l'ASL, la medicina del lavoro, gli enti ispettivi vengono in fabbrica, verificano, guardano e hanno la percezione che la situazione sia sotto controllo, quindi anche tutto quelle che possono essere sanzioni, piuttosto che ispezioni o denunce che arrivano di qualche cosa, è chiaro che vengono in qualche maniera filtrate, perché si conosce il livello di gestione che si ha e il livello di cura che si ha sulla gestione della manodopera, quindi questo è importante, facilita moltissimo il nostro compito
ma anche questo in maniera oggettiva. L'altra cosa, come dicevo prima, cambio di mentalità dello staff e dei blue collar. I blue collar stessi si sentono più tutelati perché c'è una trasparenza totale. Una cosa molto semplice è il discorso delle ferie, questo è un aneddoto che possiamo raccontare. Questo sistema qua gestisce anche le ferie. L'operaio medio chiede un giorno di ferie e noi abbiamo una regola che oltre il 3%, 4%, non ricordo, non diamo ferie. Diciamo che la giornata è chiusa. Ecco, quando non c'era questo sistema trasparente, rimaneva sempre il dubbio che magari a qualche persona avessimo dato ferie, anche magari se era già chiusa, oppure ad altri avremmo detto di no, anche se magari era ancora aperta, perché era una gestione magari non totalmente trasparente. In questo caso c'è una richiesta oggettiva, l'operaio entra, chiede, se la giornata è ancora verde, diciamo, ecco che le ferie sono ancora disponibili. Quindi in questo caso è anche un incremento, è un guadagno di credibilità che noi abbiamo verso le nostre persone, e quindi questo mette a tacere tutti eventuali magari dubbi o così situazioni poco chiare, anche semplicemente perché non si conoscevano, non perché dovessero succedere. Il sindacato è a bordo, a un certo punto è entrato a bordo anche lui in maniera importante perché ha visto che il sistema era a posto, e anche, come dicevo, uno sviluppo di una cultura aziendale, che vuol dire miglior lavoro di teamship tra i team leader, miglior comunicazione. Vedete che c'è questo handover tra i vari turni con questi tablet dove i vari team leader possono parlarsi, possono dirsi come è andato il primo turno, possono dirsi quali sono stati i problemi principali, possono pianificarsi la giornata il giorno dopo in maniera quasi corale. Ecco che direi che i vantaggi sono stati tanti. Abbiamo in progetto di sviluppare altre parti di questa applicazione, migliorandola sempre ancora sulla sicurezza, magari sull'NRFT, che è un parametro di qualità. NRFT significa Not Try First Time, che significa il numero di apparecchiature non buone al primo colpo, quindi che necessitano di una riparazione. Anche questo serve fare analisi, le persone si scambiano le analisi, si scambiano le idee, e quindi anche questo ha portato moltissimo giovamento. Farei subito, darei un po' di spazio alle domande perché altrimenti andiamo un po' lunghi. E Oscar, apri il microfono perché credo che ci siano un po' di domande per te. La prima riguarda la gestione della privacy, come è stata affrontata? Allora, inizialmente ci eravamo posti molte domande perché eravamo un po' pionieri in questo ambito. Poi abbiamo collaborato sia con la parte, diciamo, della human resource, ma soprattutto anche perché la parte che ci rendeva un po' più complessa era la parte, diciamo, delle limitazioni, e quindi abbiamo collaborato anche con la parte, diciamo, del medico, perché è un medico della medicina del lavoro qui all'interno, e quindi la visualizzazione che noi abbiamo non riguarda dati sensibili, riguardano solo dati utili all'organizzazione del lavoro, ma non dati sensibili, perché proprio non abbiamo voluto inserire nessun tipo di dato sensibile, proprio per evitare di andare incontro a quelle che potevano essere problematiche. Ma aggiungo un'altra domanda, che questa applicazione è stata progettata e sviluppata specificamente dal personale Electrolux o si basa su una soluzione di mercato poi customerizzata per Electrolux? Allora, nasce da questa, diciamo, avventura, la chiamo così, perché da un'idea all'interno della fabbrica di Porcia e poi colta a braccia aperte da questa startup. Quindi nasce il primo progetto che aveva un nome diverso dall'attuale. Abbiamo avuto un'evoluzione, poi questa, diciamo, startup esterna è diventata, diciamo, una realtà abbastanza importante, e l'ha sviluppata, ha continuato il suo percorso sviluppandola e accogliendo anche clienti non solo di Electrolux, e andando incontro anche a quelle che sono esigenze di mercato diverse da Electrolux. Ma, diciamo, è stata sviluppata a 4 mani inizialmente, adesso è un software di mercato. A questo punto chiederei a Marcello se può essere quindi replicata, come abbiamo detto, e riadattata, e se in realtà siete già in dialogo con qualcuno. Direi che per aziende che hanno, come dire, la stessa necessità, certamente può essere replicata. È chiaro che ci deve essere un'organizzazione del lavoro fatta in un certo modo per ottenere i massimi risultati, però ecco, quello che posso dire è che noi siamo aperti qua, chiunque voglia venirci a visitare può farlo,
siamo disponibili a far vedere più nel dettaglio a chi poi è interessato nel dettaglio all'applicazione. Ma certamente già, come dico, già in Electrolux le fabbriche italiane lo stanno introducendo. Abbiamo già un paio di applicazioni anche in Polonia, perché effettivamente è un sistema oggettivo, semplice, utile, che è un po' alla base delle esigenze più o meno di fabbriche come questa. Chiaro che più la complessità è alta, più ti serve uno strumento di questo tipo per essere più efficiente. Non è che la fabbrica non funzioni senza questo, ma certamente con questo funziona molto meglio, in maniera molto più efficiente. Ecco, questo è quanto. Quindi noi siamo assolutamente disponibili e aperti a mostrare l'applicazione anche in un maggior dettaglio. Ecco, tutto qua. Marcello, c'è ancora una domanda proprio per te, che chiede Marcello, Electrolux, come si chiama oggi, Rex come la chiamavano 40 anni fa, era un faro che attraeva giovani ambiziosi ingegneri da Ivrea e Milano. Il faro di allora, probabilmente a incandescenza, ha rinnovato la tecnologia diventando sensibile a nuovi paradigmi di qualità del lavoro e sostenibilità, ed è rimasto un faro. E la domanda è: come pensi di contribuire all'ecosistema manifatturiero della regione? Oneri e onori. E questo è chiesto da un amico. Ah, no, vabbè, ho capito. Sì, sì. Beh, direi di aver risposto intrinsecamente, dicendo che il nostro contributo potrebbe essere quello di scerare questa esperienza, potrebbe essere quella di aprirci al territorio e certamente ospitare chiunque possa essere interessata a questa applicazione. Detto questo, capisco anche che ci possono essere aziende con magari una modalità produttiva differente, per le quali un'applicazione di questo tipo può non essere esattamente fitting alle loro esigenze, però certamente per tante aziende, medio-grandi, ma anche un po' più piccole, che però vogliano in qualche maniera cominciare ad impostare una gestione della manodopera un po' più razionale, un po' più oggettiva, certamente questo potrebbe essere un buon punto di partenza, perché poi abbiamo visto già noi in questi anni si sono aperte tante altre opportunità, come quella appunto della connessione tra le varie persone, il lavoro sulla qualità, la sicurezza molto importante, quindi poi, come dire, l'appetito viene mangiando. Quindi nuove sfide si aprono all'orizzonte. Certo, anche all'inizio non previste, perché poi si aprono delle necessità e delle opportunità che tu all'inizio non prevedi e che magari una volta che hai questo sistema dici: ma perché non lo uso anche per questa cosa? A noi è successo già diverse volte. Quindi ecco, venite pure a visitarci, noi saremo ben lieti di farvelo vedere. Ancora una domanda, in realtà credo che anche la parte di profilazione, skill, eccetera, e caricamento dati abbia richiesto un notevole impegno. Che tempi di lancio ha avuto il progetto? Allora, i tempi di lancio sono stati all'incirca 5-6 mesi, ma non tanto per l'inserimento dei dati, quindi per quanto riguarda, non so, le skill matrix piuttosto che la profilazione, ma proprio per inventarci lo strumento, perché era uno strumento che non esisteva. Uno degli obiettivi che ci eravamo dati, come si partono con i progetti, le aspettative, era che nessuno doveva fare qualcosa in più di quello che già stava facendo, ma eventualmente doveva farlo in modo diverso. Alla fine ci siamo trovati che alcune persone fanno esattamente quello che facevano prima, lo fanno in uno strumento diverso, ma molte persone non fanno più quello che facevano prima. Faccio l'esempio della skill matrix. Prima i team leader dovevano aggiornare un classico file Excel, un documento per tenere aggiornata la skill matrix. Oggi il sistema si ricorda tutto in automatico e quindi fa un incremento della skill matrix, quindi tutta una serie di, come si dice, di calcoli o gestione di dati che prima venivano manualmente. Oggi questi ti permettono di essere fatti veramente in un colpo di click. Grazie Oscar. Non so se Renzo ha un'ultimissima domanda prima di chiudere. Chiaramente abbiamo parlato di tante evoluzioni, no? Quali sono le prossime sfide per far evolvere ulteriormente questi strumenti che vi trovate in mano, stante anche la situazione di emergenza sanitaria da cui stiamo venendo fuori? Puoi spendere 2 parole, Marcello? Allora, noi abbiamo diverse idee in testa, certamente. Abbiamo
appunto l'interfaccia di questa applicazione con tanti altri sistemi di fabbrica. Dicevo prima la qualità, quindi la difettosità, quindi il continuous improvement, un po' il nostro mantra, quindi dovremo cercare di analizzare difetti, analizzare criticità aziendali per poter comunque migliorarli. L'ultima cosa che mi viene in mente, visto che hai fatto riferimento all'emergenza sanitaria, abbiamo sviluppato e stiamo tentando di lanciarla proprio in questi giorni, un'applicazione che ci consente di gestire meglio appunto l'emergenza sanitaria, che significa il tracking cosiddetto del tema Covid. Questo diciamo che non sarà un tracking legato alla geolocalizzazione, ma sarà effettivamente un modo di leggere i dati che già sono presenti nel sistema in maniera razionale. Cioè, vi faccio un esempio, noi sappiamo esattamente dalle posizioni di lavoro e dalla storia lavorativa di ogni persona chi è stato vicino a chi per quanto tempo. Proprio perché le posizioni sono vicine, sappiamo che ci sono posizioni vicine piuttosto che posizioni lontane, eccetera. Quindi eventuali, come dire, analisi di retroazione per capire chi è stato vicino, per eventuali, che ne so, casi positivi, questo sistema ci può dare effettivamente una grossa mano. Noi chiederemo da fra qualche settimana anche agli operatori, quindi alle blue collar, di compilare dei semplici questionari. Anche questo sarà fatto su base volontaria, cercheremo di fare una moral suasion per farci aiutare, però su base volontaria sui loro stili di vita, sulle loro eventuali malattie avute, piccole febbri, eccetera. Chiaramente noi, come dico, stiamo già misurando la temperatura all'interno della fabbrica, stiamo utilizzando le mascherine, abbiamo distanziato le posizioni di lavoro, eccetera, però una cosa in più, vorremmo usare questo sistema anche per questa applicazione. Cioè un eventuale, per esempio, caso positivo ci consentirebbe immediatamente di capire tutte le persone che sono state in contatto con questo caso positivo negli ultimi 14 giorni e hanno lavorato vicino a questa persona. Si può far andare direttamente in analisi con queste persone, metterle allerta e fare in modo che prendano le dovute conseguenze o anche precauzioni. Questo potrebbe essere, anzi sarà una delle prossime applicazioni che svilupperemo, che abbiamo sviluppato. Il tutto ovviamente per garantire il massimo della sicurezza. Bene, ringrazio Marcello Casadei, Oscar Delle Vedove e Renzo Savoia per aver partecipato a questo webinar. Io vi ricordo che tutti i Digitalk realizzati sinora sono disponibili sul canale YouTube di P4FVG e sul sito di P4FVG. Vi do appuntamento all'11 giugno, sempre alle 17, e ospite del webinar sarà l'azienda Solari di Udine, con cui parleremo dello sviluppo di una piattaforma di gestione del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla realizzazione alla relazione con il cliente. Grazie a tutti per aver partecipato e buona serata. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci.